Come gli auguri di Natale si fanno una volta all'anno, il Comitato Expo a fine anno presenta il consultivo dell'anno. Quest'anno però c'è qualcosa di ben più grosso. C'è la realizzazione di quello che ci eravamo impegnati a fare per il 2013, e cioè il concept e il master plan generale delle iniziative che, avendo il simbolo Venice to Expo 2015 accompagnato dal logo di Milano, saranno studiate nel 14 per essere realizzate nel 15 come percorso di cultura e cultura. Stiamo rispettando in pieno i tempi grazie al lavoro di tanti, una riflessione concettuale che ha impegnato 2 anni, un lavoro di offerta di progetti, di prima analisi, di studio generale di fattibilità, quello che in termini tecnici si chiama master plan. Hanno lavorato molto e bene quanti generosamente hanno dato il loro contributo. Oggi presentiamo questo lavoro che è il finale del 2013, anche se c'è ancora un altro mese di lavoro, e il programma del 2014. Cosa vuol dire per Venezia questo appuntamento del 2015 a cui si sta lavorando ormai da 3 anni? Cosa porterà e quali sono gli impegni che il Comitato vuole prendere nei confronti della città e nei confronti anche dell'Italia, visto che l'Expo 2015 sarà spalmato su tutta Italia? Intanto l'interpretazione autentica del termine esposizione, che noi diamo in maniera autonoma, declinando una serie di progetti su un tema che è proprio di nutrire il pianeta, energia per la vita, che è l'acqua. Abbiamo scelto questo tema perché è costitutivo per la realtà veneziana, la realtà dell'area vasta, della città storica, della laguna, dei fiumi, dei parchi, delle terme. È la storia, è la cultura, è anche il futuro, perché interpretando una rigenerazione urbana, esponendo le best practices, le dico in inglese, ma vuol dire le parti migliori di questo territorio, recuperando appunto percorsi, dando collegamenti, si innova. E questo è lo spirito per il dopo 2015. Quindi esponiamo durante i 6 mesi ciò che abbiamo voglia di valorizzare, perché questo valore continui nel 2016 ed oltre. Questa famosa parola legacy noi la interpretiamo come un territorio che ha un futuro.